Buongiorno, buongiorno a tutti, sesta edizione Lavagno Giazza, quindi dalla pianura alla montagna. Dietro di me la chiesa di San Pietro di Lavagno, sono esattamente le 4:37, chiesa costruita nel 1891, ora guidata da Don Samuele. Negli anni sentieri, edifici sono cambiati, quindi lungo il cammino darò delle informazioni. È ora di iniziare perché si fa tardi. Si parte, sesta edizione Lavagno Giazza, ci vediamo in piazza Giazza al Domercante, piazza Domercante, quindi si parte. Buona giornata e buon cammino a tutti. Mauro, gli amici del Carrega. Inizia ad albeggiare e ora mi dirigerò verso il Donzellino. Sono le 5:05 e anche oggi Madre Natura mi regala lo spettacolo della vita e quindi si va. Ed eccoci qua, in questo momento attraverseremo il Pronio ed ecco qua il Pronio asciutto naturalmente. Il primo pezzo è lungo la strada, tra un po' prenderò un sentiero, mentre dietro di me si vede in lontananza il castello di Lasi che lasceremo sulla nostra destra. Lungo il percorso troviamo anche la chiesa di Santa Giustina del 1100. Come dicevo prima, lasciamo i Lasi sulla nostra destra, proseguiamo su questa strada da anni chiusa, che non è mai stata terminata. Da qua proseguiamo lungo il Pronio su un sentiero sterrato. Una strada progettata, costruita, terminata a circa 1 chilometro, e da lì attraverseremo un campo per poi prendere il sentiero che costeggia il Pronio in una futura ciclabile che collegherà fino a Badia, mentre il sole sta sorgendo, e quindi sono partito da Lavagno con 22 gradi. Oggi sarà una giornata calda. Ed eccoci qua, troviamo il nostro sentiero sulla destra e iniziamo a costeggiare il Pronio.
Siamo vicino a Tregnago e la natura si sta riprendendo il sentiero che costeggia il Pronio. Stiamo uscendo da questo sentiero pieno di erbacce, naturalmente la natura comanda come sempre, e adesso usciremo nella strada che porta a Tregnago e da lì poi dopo 800 metri gireremo un'altra volta a sinistra. Tregnago possiamo trovare la chiesa della Disciplina, stiamo parlando del 1100, anche prima, molto bella da visitare. Altra cosa da vedere è il lavatoio del 1860 che tra un chilometro troveremo. Attraversiamo il ponte e siamo arrivati a Marcemigo, frazione di Tregnago, dove troveremo il lavatoio del 1800, quindi quanta storia abbiamo nelle nostre zone. Altra chiesa del 1100 si trova davanti a noi, mentre la nostra meta si trova in fondo alla valle. Ed ecco in fondo il nostro lavatoio. Ed eccolo qua, 1860. E ora un paio di riprese. Il lavatoio del 1860. Andiamo verso il paese di Scorniano e andremo a visitare una chiesa del 900 del 1000, sperando di trovarla aperta, e quindi si va. In questa casa troviamo una pittura stupenda, quindi se passate siamo arrivati a Scorniano, dove troveremo la chiesa dedicata alla Madonna Annunciata del 900-1000, dedicata a Santa Brigida, vissuta in Irlanda nel 400 e 500, e a San Savero. Siamo fortunati, è aperta e ora andremo a visitarla dentro. Mentre sul campanile troviamo la scritta Contrate Scornianini 1781, e ora entriamo a salutare Nostro Signore.
si riparte dopo una breve pausa. Ora siamo nelle vicinanze di Cogolo e davanti a noi troveremo il sentiero che costeggia ancora il Progno, mentre la temperatura si è alzata un pochino. Si entra di nuovo nel bosco. E in questo momento stiamo camminando dentro al Progno, dove un mese fa l'acqua scorreva molto velocemente. E sbucati, questa è la strada che porta al paese di Cogolo e da qui inizia la ciclabile che è stata inaugurata l'anno scorso a Selva, ed eccola qua, primo pezzo che parte da Cogolo, quindi è stato costruito in varie fasi. Quindi chi la volesse fare, percorrere, arriva a Cogolo, gira a sinistra, scende, attraversa il Progno e si trova questa bellezza. A volte siamo capaci di fare belle cose. Ora ci troviamo sul ponte di Calcare, zona industriale di Badia Calavena, dove tra un po' mi fermerò per una piccola sosta. Sorpresa delle sorprese, arriva la famiglia a completo. Come dicevo, si riparte da Badia, attraverseremo il ponte e poi prenderemo la nuova ciclabile che attraversa sul lato sinistro il Progno. A Badia troviamo anche un'abbazia, l'abbazia benedettina, un monastero eretto nel 1430 da un giovane abate veronese, quindi ne abbiamo da visitare, oltre alla chiesa che troviamo su quella punta, su quel colle. Quindi riprendiamo
si va. Da qui parte questa ciclabile che arriva fin su a Giazza, dove sarà il nostro obiettivo. Ciclabile comodissime, perché gli altri anni, le altre 5 edizioni, ho dovuto camminare un bel po' dentro al Pronio, e ora questa è la magia, dove tutti quanti possono praticare dello sport. Qui ci troviamo dietro il ristorante Il Bacco d'Oro, direzione Sant'Andrea, sempre lungo questa ciclabile comodissima. Zona industriale dove una volta queste fabbriche davano lavoro a centinaia di persone, ora le stanno recuperando, e quindi andiamo. Eccoci arrivati all'incrocio di Sant'Andrea, noi lo lasciamo a sinistra, prendiamo la ciclabile di fronte a noi. L'attuale chiesa è stata costruita nel 1870, dedicata alla Madonna Addolorata, mentre la prima risaliva al 1160. E quindi noi proseguiamo sulla nostra ciclabile. Dobbiamo dire che a destra su questa strada si prosegue verso Campofontana, Bolca e San Bortolo, mentre a sinistra Sant'Andrea e Giazza. Noi proseguiamo sulla ciclabile da bravi camminatori. La nostra destinazione è Selva di Promio, dove troveremo una chiesa del Basso Medioevo, esistente già dal 400, la cappelletta piccola, poi è stata costruita la chiesa a fianco, parliamo del 1800 circa, risalgono le informazioni. E una chiesetta bellissima, farò delle foto, naturalmente farò il video, e quindi ci vediamo dopo. Lungo la ciclabile troviamo questo muretto, antico confine tra Selva di Progno e Sant'Andrea, dove troviamo anche questa pietra con una croce sopra. E noi proseguiamo verso Selva, arriveremo alla chiesa e poi andremo a berci un caffè dalla Lilli, bar dove noi di solito quando saliamo il Carega ci fermiamo per una buona colazione la mattina presto. Siamo arrivati a Selva, da dove parte la nuova ciclabile, diciamo l'altro pezzo, inaugurato l'anno scorso, qua davanti a noi, mentre qui troviamo anche una pesa. Ecco qua dove parte la ciclabile, e noi andiamo sulla destra e poi la riprenderemo più avanti.
Eccoci qua, arrivati a questa magnifica chiesa e ora entriamo a salutare il nostro Signore. Andiamo al bar della Lilly e facciamo colazione, ed ecco sulla nostra destra il ristoro. Si parte dal bar della Lilly, direzione Giazza, e riprendiamo la ciclabile. La profondità della ciclabile, una volta bisognava prendere la strada, costeggiarla tutta quanta, quindi era in pericolo, ora in sicurezza si va per la ciclabile. Attraversiamo il punticello e la prendiamo sulla destra, troviamo anche una fontana, direzione Giazza. Lungo la ciclabile troviamo a destra la strada che sale verso Campo Fontana e noi proseguiamo dritti. Siamo arrivati verso la contrada Peterlini e davanti a noi una pittura molto antica. Stiamo parlando del 1600, Madonna delle Sette Spade. Fantastico. Fontane da altri tempi, guardate, ci sono ancora il disegno del posto dove mettere il sapone. La fortuna di quest'anno è che abbiamo tanta acqua perché ha piovuto molto, l'estate è partita un po' in ritardo a confronto all'anno scorso. E guardate la bellezza di questa casa, isolata dal mondo, stupenda. A questo punto ci troviamo sotto la trattoria La Busa, dove si mangia una trota buonissima e si mangia ancora genuino come una volta. La troviamo sopra, la troviamo sulla strada principale che porta a Giazza, mentre l'acqua mi fa compagnia sulla sinistra. Arrivati a questo punto prendiamo il sentiero a destra, la ciclabile, che porta direttamente alla nostra amata Giazza. Dovete sapere che di notte i caprioli scendono da questa vallata sul Tardi, quindi può capitare di vederli. E siamo arrivati a un punto magico dove una casetta, la casetta dei sogni di tutti quanti, ci accompagna in questi ultimi chilometri, con il rumore dell'acqua, il suono dell'acqua che ci accompagna. Erano anni
che non si sentiva. Chicca di questo percorso è questa casetta che stanno ristrutturando e quando sarà finita sarà meravigliosa. Questa era una zona di mulini una volta e ne abbiamo qualche segno qui sulla destra, ormai madre natura si è ripresa tutto. Intanto in lontananza vedo il campanile di Giazza, ce l'abbiamo quasi fatta, la sesta edizione è quasi terminata. È la prima volta che lo faccio con questo caldo e è un po' diverso dall'inverno, però è sempre una cosa meravigliosa. In questa contrada troviamo un dipinto del 1760, se non erro, adesso verifichiamo. Eccolo qua, 1796, quindi pensate a cosa ha visto passare questa pittura davanti a sé. In contrada terrazza, ormai manca veramente poco alla mia amata Giazza, ed ecco qua il cartello contrada Ferrazza. Davanti a me adesso troveremo un capitello e poi saliremo verso la chiesa e tirerò le somme.
Buongiorno, dietro di me la bella Giazza, sesta edizione Lavagno Giazza conclusa con successo, 800 metri di dislivello, 33 km. Ringrazio chi per strada si è fermato e mi ha riconosciuto, sono stati molti, grazie ancora. E adesso non mi resta che andare dentro quella bella casina dietro le mie spalle. C'è un signore molto importante che mi aspetta. È il mio angelo custode da quando ho iniziato la mia vita e quindi andrò a salutarlo. Grazie a tutti, buon cammino, buona giornata, ci vediamo durante la settimana con foto e video, come sempre Mauro, gli amici del Careca, Calipè, passo lento e corto.